Come si definisce quando un essere umano viene definito che è vittima di tratta? Partiamo da un principio. Di solito sono vittime che scappano da situazioni assolutamente inaccettabili per la mentalità occidentale o comunque di paesi progrediti come l'Italia ed altri paesi europei. Quindi di fatto loro spesso sono inconsapevoli dello stato di vittima perché vengono comunque a migliorare le loro condizioni in Italia o negli altri paesi d'Europa. In realtà per la nostra legislazione e per le legislazioni più avanzate come quelle europee si tratta comunque di persone sfruttate. Il reato di tratta richiede in realtà un reclutamento già nello stato d'origine, un transito in un altro stato che con la complicità dei locali criminali permette questo transito sempre sotto il controllo della criminalità e quindi con una persona che non è libera di cambiare la sua decisione lungo l'itinerario, e quando arrivano a destinazione qualche volta sono degli sfruttati solo nello stato di destinazione se gli è stato promesso una situazione che poi non si realizza. Altre volte sono consapevoli già dallo stato d'origine che sono persone ormai private della loro libertà e dell'autodeterminazione, e a volte forse accettano proprio perché fuggono da guerre o da situazioni assolutamente inaccettabili nella speranza di migliorare le proprie condizioni di vita.